Benvenuti al nuovo appuntamento con l'agenda di Sardinian Life, la rubrica con i consigli su come e dove passare il vostro tempo libero in Sardegna. Vediamo alcuni degli eventi più importanti che ci attendono il prossimo weekend. Questa settimana il weekend inizia prima, giovedì 13 dicembre a Tissi, un'isola di canto e danze, seconda delle 5 tappe in altrettanti paesi dell'Unione del Coros, per lo spettacolo che dimostra la straordinaria grandezza della cultura sarda nel ballo e nel canto. Per scaricare il programma completo basta andare sulla pagina Facebook Gruppo Folk San Giorgio. A Usini, sabato 15 dicembre, Aio e Puntare. È la grande festa del vino che accompagna i visitatori alla scoperta dei prodotti tipici del territorio. L'evento sarà seguito in diretta streaming sui social networks e il sito internet di Sardinian Life, www.sardinianlife.it. Su Facebook è postato l'evento con tutte le info utili. Il 15 e 16 dicembre a Solarussa, Sacorte des Artis. Terza edizione per questa manifestazione dedicata alla promozione e alla diffusione delle arti musicali e poetiche di tradizione orale della Sardegna. Per saperne di più possiamo visitare la pagina Coordinamentu Campos. Arti e sapori il 16 dicembre a Ghilarza. Nona mostra mercato di produzioni agroalimentari, artigianali e artistiche con punti ristoro, monumenti aperti, musica e intrattenimenti. Tutto quello che ci serve sapere su questo evento lo troviamo sulla pagina Pro Loco Ghilarza. A Pattada il 15 e 16 dicembre Siendas de Idda. Si ripete anche in questo weekend l'appuntamento nel piccolo borgo del Monte Acuto tra cultura, tradizione e innovazione. Tutte le informazioni utili le troviamo sulla pagina Siendas de Idda. Vi ricordo che tutti gli appuntamenti sono online sulla pagina Facebook di Sardinian Life. Se invece volete segnalare o promuovere il vostro evento in questa agenda, inviate una mail a info@sardinianlife.it.